Buonasera, bentornati alla nostra maratona elettorale. Se vi siete messi all'ascolto solamente ora, vi diciamo che Nicola Finco ha vinto il ballottaggio a Bassano del Grappa ed è il nuovo sindaco della città. Ha battuto Roberto Campagnolo per circa 600 voti in una tornata che ha fatto denotare un livello bassissimo di affluenza. Ecco, questa è l'ultima grafica che abbiamo a disposizione. Sindaco eletto Nicola Finco con il 51,57%, Roberto Campagnolo 48,43%. Campagnolo in opposizione, Finco sindaco di Bassano. Abbiamo Paolo Retirò di Bassano per Tutti e Stefano Facchin che ha rappresentato la maggioranza a Bassano per molti anni, salvo poi fare una scelta di campo per motivi di opportunità, non opportunità politica, di opportunità, perché il suo quartiere gli chiedeva una cosa che lui non poteva garantire in quella posizione e lui ha fatto la scelta e che lo porterà forse a dover fare poi altre scelte politiche in vita. Ma stavamo parlando con i nostri due ospiti di definizioni politiche in questo mondo che ormai è andato oltre. C'è chi dice ma sei con quel comunista del tal dei tali, ma sei con quel fascista del tal dei tali. Hanno ancora senso queste definizioni ora? Ma secondo me noi abbiamo ampiamente superato le ideologie e secondo me in questo momento tutte le forze che compongono i parlamenti, in questo caso il Consiglio Comunale, dovrebbero tutte riconoscersi in un modello di governo, diciamo, democratico di stampo liberale. È dimostrato il sistema che funziona di più e all'interno di questo sistema politico si possono poi fare delle proposte concrete, economiche, di sviluppo. Continuare a dire agli altri che sono ideologici è ideologia essa stessa, quindi noi siamo pronti, abbiamo superato l'ideologia da tempo e siamo pronti per una politica nuova, fresca, che parte dai contenuti, l'abbiamo dimostrato in questa campagna senza preconcetti nei confronti di nessuno. Non è assolutamente ideologico il quadretto che stiamo vedendo, che ci propone Monica Smiderle, perché Nicola Finco, una delle prime cose che ha detto quando ha saputo il risultato ed è venuto qui in studio da noi è stato ringraziare e salutare la sua famiglia, e lo vediamo con la sua famiglia. Monica. È vero, lui ha detto, insomma, ringrazio la mia famiglia, è un percorso, Angela, che avete condiviso insieme. Sì, Nicola ha sempre creduto tanto nella sua città, è sempre stato un suo sogno, quello di poterla amministrare, e quindi io l'ho sempre appoggiato perché proprio ce l'ha nel cuore, proprio quello di Bassano, la sua Bassano. E quindi ecco, lo appoggeremo in questo suo percorso. C'è stata grande emozione oggi, immagino, quando è arrivato il risultato definitivo. Sì, sicuramente tanta emozione. Siamo contenti perché insomma se lo merita. Senta, che effetto le fa essere la First Lady bassanese? Devo ancora realizzare questo nuovo appellativo, ecco. Comunque sono contenta per Nicola e gli auguro insomma di poter governare, amministrare la sua città nel miglior dei modi, ecco. Saranno 5 anni impegnativi per il sindaco, saranno anche impegnativi per la sua famiglia. Speriamo 10. Insomma, con questa risposta Nicola Finco arriva al lancio verso i 10 anni. Noi abbiamo presentato un programma amministrativo ovviamente lungimirante, quindi della durata di 5-10 anni, perché le cose da fare a Bassano sono tante. Le risorse sono poche, però come ho detto più volte bisogna lavorare con metodo, quindi poche promesse e tanti fatti. Quindi mano a mano che troveremo le risorse daremo poi risposta ai cittadini sulle tante opere pubbliche da realizzare. Però la mia priorità comunque andrà sempre al mondo della famiglia, degli anziani, delle disabilità, quindi prima di tutto la persona e l'individuo, poi tutto il resto. Infatti lei ha puntato molto in questa campagna elettorale sulla famiglia, partendo proprio penso anche da quello che sta vivendo all'interno della sua di famiglia. Ma certamente Bassano è una città che ha dimezzato il numero delle nascite negli ultimi 10 anni, una città che sta invecchiando molto velocemente
e che ha bisogno di grandi investimenti da un punto di vista sociale, quindi questo sarà il più grande investimento che dovremo fare e dopodiché tutto il resto, però la famiglia a mio parere viene prima di tutto e su questo noi insomma ci crediamo e punteremo moltissime risorse nei prossimi anni. Insomma, ci è piaciuto, Ferdinando, conoscere anche la famiglia di Nicola Finco con i suoi bambini, con Brando e Regina. La linea torna a te allo studio. Ringraziamo Monica per questo collegamento. Stefano Fachin, abbiamo visto un Finco molto umano, ci passino il termine i nostri telespettatori, meno politico e più uomo, meno, come si può dire, meno votato alla politica e più alle amicizie e ai rapporti personali. Lei lo conosce sotto questa veste? Beh sì, perché io Nicola Finco lo conosco penso da 20 anni, per cui lo conosco da quando ho iniziato, non dico da quando ho iniziato a fare attività politica, ma sicuramente da quando ho iniziato nel 2009 in Consiglio Comunale, quando sono entrato anch'io. So chi è Nicola Finco e mi auguro, ripeto, che da sindaco possa essere quella persona umanamente vicina a tutti, al 51,4 delle persone che l'hanno votato, ma anche al 48,6 che non lo hanno votato. Deve cercare di essere il sindaco di tutti. A proposito del 48,6 che non hanno votato Nicola Finco, quali erano le istanze che la città vi ha messo in mano in questa campagna elettorale? Beh, Nicola Finco ha appena parlato di famiglie e giustamente anche noi tutti sosteniamo la famiglia, io per primo, anche io padre di 2 bambini. Perché lo dico? Perché è importante la mia famiglia, sono importanti le famiglie delle 43.000 persone di Bassano, quindi che istanze ci hanno messo in mano? Sicuramente di occuparci della grave emergenza abitativa che c'è in questa città per i ceti medi e per i ceti popolari, delle risorse da trovare per il nido. Grande necessità della nostra città in questo momento perché le famiglie si supportano con gli investimenti e non con le parole e noi saremo pronti lì a vigilare. E poi penso anche alla rete scolastica, a partire dalla scuola Mazzini per arrivare agli anziani. A noi le persone che ci hanno supportato e con cui siamo entrati in contatto in questi mesi hanno detto questo: occupatevi di problemi del sociale, perché il sociale è la sfida dei prossimi anni. Noi andiamo ad affrontare una società che sta cambiando dagli anziani ai bambini e l'amministrazione comunale, in particolare con la riforma degli ambiti territoriali sociali, deve occuparsi al meglio di tutto questo. Già, perché noi qui abbiamo parlato molto spesso di strade, treni, teatri, ma c'è da dire che c'è tutto un settore sociale che va tenuto in grande considerazione, è tutto un mondo che cambia, che sta cambiando e la responsabilità degli amministratori pubblici degli enti locali è fortissima in questo periodo. Beh, oserei dire che in questo momento è la responsabilità principale, perché Bassano è una città splendida che ha già una rete di infrastrutture adeguate, ma in questo momento a mio avviso è più importante occuparsi dei problemi delle persone. Stiamo affrontando una crisi epocale anche di civiltà in questo momento e lo ripeto perché sembra banale, sostenere le famiglie non dobbiamo più farlo soltanto con le parole, dobbiamo farlo con i fatti e quindi investire perché non è spesa ma è investimento e far tornare famiglie a vivere a Bassano, far tornare famiglie, riattivare l'immigrazione interna, rendere Bassano un luogo favorevole per venire a vivere da fuori, che permetta quindi di portare manodopera qualificata anche per le alte professionalità. Questo è quello che noi ci aspettiamo. Bassano è una città che parte da una base eccezionale, è una città meravigliosa. Adesso noi vigileremo sull'amministrazione comunale perché si portino i risultati per le famiglie che in questi anni, ahimè, sono spesso mancati. E magari con un'attenzione diversa verso il consumo di suolo, Stefano Fachin. Assolutamente sì, nel senso, le priorità, come ha detto Paolo, sono 2 secondo me. Una è il sociale, quindi nuovi ETS e quant'altro, diventa una cosa molto pesante per il comune perché la responsabilità ricadrà tutta sull'amministrazione. La città di Bassano del Grappa ha perso più del 50% dei nati negli ultimi 10 anni, per cui bisogna ricostruire un tessuto e ridare la possibilità alle famiglie di vivere in una maniera che riescano a far sì che ci siano nuovi figli. Poi l'altro aspetto è sicuramente l'urbanistica o comunque il consumo di suolo, perché dobbiamo pensare a una città che possa essere vivibile, a una città che guarda al futuro, a una città che possa permettere di avere una qualità di vita importante. Dobbiamo pensare a una città
che sia misura d'uomo per il futuro e non possa essere solo cementificata. Con questa previsione, con questa speranza, noi ringraziamo i nostri ospiti, Paolo Retinò di Bassano per Tutti, Stefano Facchin, grazie per essere stati con noi, contiamo di rivederci a breve ovviamente nella veste di consigliere comunale, nella veste di cittadino che si guarda attorno magari per capire una nuova collocazione politica, un percorso politico, una scelta di vita. Naturalmente lo racconteremo ai nostri telespettatori e Stefano Facchin un punto di riferimento per il suo quartiere. Noi li ringraziamo, ma nel mentre che li salutiamo vediamo come è andata a finire a Monselice nella Bassa Padovana, dove la Lega correva da sola contro Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sindaco, grande felicità, ce l'avete fatta, ma soprattutto ce l'avete fatta con un grande distacco. Certo, e questa veramente è la soddisfazione più grande. Anzitutto vorrei ringraziare i cittadini di Monselice che si sono recati alle urne, perché sono stati tanti. E nel Veneto i comuni a ballottaggio hanno avuto un'affluenza veramente bassa e questo vuol dire che i cittadini hanno voluto giocare il loro ruolo, che è fondamentale. L'altro risultato positivissimo è il distacco dal mio avversario, che dimostra che i fatti, le risposte e i programmi per il futuro pagano e soprattutto paga la coerenza. Una scelta che non è facile, che costa fatica, però alla fine il lavoro e la coerenza pagano e questa non è la prova, ne sono certa. Ecco, il vostro era il comune dove si consumava lo scontro all'interno del centrodestra. Come ha vissuto questo periodo anche di divisione in quella che era stata la coalizione che l'aveva sostenuta in passato? Allora, diciamo che la coalizione anche del 2019 in realtà vedeva la Lega da sola e le civiche a mio sostegno. Quest'anno abbiamo voluto riproporre lo stesso formato perché noi ci crediamo. Crediamo proprio che siano le persone che fanno la differenza. No, niente, facciamo festa. Le persone che fanno la differenza, l'abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato che la Lega nel territorio è ancora un partito forte perché parte dai territori e lavora per i territori e penso che questo sia un risultato molto importante. Ci fa vedere la bandana che sta indossando? Oh, eccola qua! Viva il Veneto! Il Veneto che punta all'autonomia, lei come sindaco adesso si impegnerà su questo? Assolutamente sì, finalmente l'autonomia è realtà e questa è una cosa importantissima. Penso che anche questo sia fondamentale per i comuni che in questo momento chiaramente non navigano nell'oro e l'autonomia sarà veramente un grande aiuto per i comuni, per i territori, per avere più risorse qui da investire per i nostri cittadini. Allora, lei riparte, non parte da zero, riparte da che cosa si riparte? La prima cosa che farò sarà riprendere i contatti con i proprietari del Cinema Storia per finalizzare l'acquisto e avere quindi il nostro teatro in città a Monselice. Allora, restiamo nel Padovano perché a Rubano vittoria nel segno della continuità del centro-sinistra, dove diventa sindaco Chiara Buson con il 55,4% delle preferenze. Cosa ha fatto la differenza secondo lei? Indubbiamente le persone hanno fatto la differenza, i miei candidati, perché io ho fatto tutta la campagna elettorale con loro, mai dicendo io, sempre dicendo noi, perché noi lavoriamo in squadra, non c'è nessun personalismo e questo ha fatto tutta la differenza. Da domani? Da domani bisogna iniziare a lavorare subito, riprendere le cose che abbiamo lasciato lì, quindi dal tram al partenariato pubblico-privato, alle grandi infrastrutture che arriveranno, gli strumenti di partecipazione, bisogna ricominciare subito a lavorare, ma sappiamo bene dove dobbiamo iniziare. Perché continuità è la parola d'ordine. La parola d'ordine è continuità da una parte e l'innovazione, il rinnovamento dall'altra, perché se guardiamo i numeri la maggior parte delle persone elette non vengono da una precedente amministrazione e quindi c'è il solco della continuità, dell'aver amministrato bene, ma anche la volontà di inserire delle nuove persone, delle nuove idee, delle nuove energie in questo cammino. Per la giunta ci vorrà tanto? No, per la giunta non ci vorrà tanto, nel senso che continuità vuol dire anche potersi fare forte delle persone che hanno camminato con me per 5 anni e poi io guarderò i voti e guarderò che cosa hanno chiesto i cittadini. I cittadini hanno fatto vincere Rubano Futura e Rubano Futura governerà Rubano. Allora, torniamo a Bassano perché noi vi ricordiamo che domani mattina dalle 9:45 saremo in diretta qui su Rete Veneta per raccontarvi l'insediamento, la proclamazione di Nicola Finco come nuovo sindaco della città. Saremo
prima negli uffici comunali per tutte le pratiche, le firme, tutta la parte amministrativa del caso, e l'ingresso poi l'ingresso nella sala consiliare in municipio, quello che sarà il vero e proprio insediamento. Lo seguiremo nella sala, il suo primo discorso. Oggi era il primo discorso, diciamo, non ufficiale, quello domani sarà quello ufficiale. Vediamo se riusciamo a entrare con lui per primi nel suo ufficio per un nuovo periodo, una nuova era, chiamiamola così, per Bassano. Dicevamo, c'è stata l'era Pavan, c'è stata l'era Poletto, questa è l'era di Nicola Finco. Vi diciamo già qual è la composizione del Consiglio Comunale, ve la facciamo vedere con la regia di Fabio Verin. Maggioranza, 15 seggi. Giovanni Baggio di Finco Sindaco, Patrizia Fietta, Luca Faccio, Gianni Castellan, Lega, Andrea Viero, Arianna Lunardon e Giada Pontarollo. Forza Italia, Mariano Scotton. Fratelli d'Italia, Andrea Zonta, Stefano Monegato, Stefano Giunta, Gianluca Pietrosante, Marina Bizzotto, Federica Finco e Paolo Bertuzzo per impegno per Bassano. Ricordiamo che Roberto Marin alle 15 in punto di oggi, alla chiusura dei seggi, ha annunciato la sua uscita dal Consiglio Comunale, quindi il progetto prosegue senza di lui presente in Consiglio, ma con la presenza di Marin ovviamente nella politica. Minoranza, 9 seggi, Roberto Campagnolo, Rosanna Filippin del PD, Paolo Retinò per Bassano per tutti, Riccardo Poletto per Bassano Passione Comune, Gianni Zen, Manuel Remonato, Giulia Moro. È il momento, una nuova forza politica che si è affacciata solamente poche settimane fa, pochi mesi fa a Bassano, e la particolarità di questo Consiglio Comunale è che Elena Pavan, Paolo Teosini di Elena Pavan Sindaco, sono all'opposizione, pur essendo Elena Pavan per sua stessa missione una donna di centrodestra. Questa è la composizione del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa. Vi ricordiamo che questa sera alle 21 il nostro direttore Luigi Bacciali prenderà il testimone da noi per raccontare poi che cosa sta succedendo in Veneto, e domani mattina alle 9:45 siamo a raccontare in diretta qui su Rete Veneta l'insediamento, la proclamazione di Nicola Finco. Chiudiamo il trittico dei servizi padovani con la nomina sindaco di Claudio Piron a Selvazzano Dentro. Claudio Piron è convinto di avercela fatta, ce l'ha fatta, come si sente? Sì, convinto di avercela fatta, sì, sono in tanti che me lo fanno capire, ed è la vittoria di una squadra che è stata enorme, gigantesca, veramente incredibile quello che hanno fatto in questi mesi. È stato un lavoro lungo, molto lungo, perché è quasi un anno che siamo partiti. E di giorno in giorno si ingrossavano le fila delle persone che volevano darci una mano, e quindi questo è stato davvero un risultato di squadra. È un risultato, credo, anche che la cittadinanza ha voluto, perché ci ha dato modo di entrare nelle case, di parlare di politica, che è una cosa difficile assai da fare. Arriva in un comune che ha sofferto molto nell'ultimo anno, il commissariamento, la divisione anche all'interno, insomma, del centrodestra, di cui lei, insomma, ha goduto alla fine con il ballottaggio e anche con Giovanna Rossi che è qui ad appoggiarla. Sì, io credo che certamente 15 anni sono tanti, e forse il desiderio di cambiare il linguaggio, di cambiare stile si poteva registrare. Certamente non c'è nessun automatismo per provare ad impostare un registro diverso, a parlare un linguaggio diverso, a trovare i codici e gli alfabeti per mettere insieme tante idee anche diverse. E questo abbiamo cercato di fare dal primo giorno con umiltà e con ascolto continuo, costante, e questo credo dovremo continuare a fare. Da cosa parte? Da che cosa parte come sindaco da domani, da oggi? Come sindaco partiamo da Don Milani. Andremo insieme a visitare la casa di Don Milani, perché ricorrono i 100 anni dalla sua nascita, e quella I Care mi interessa, mi sta a cuore, e quella descrizione della politica come accorgersi, capire che il mio problema è uguale a quello degli altri e che solo insieme si può risolverlo facendo politica, altrimenti si è degli avari, sono state le parole da cui siamo ripartiti un anno fa.
Si chiude qui la nostra diretta, la nostra maratona, ma passiamo il testimone al direttore Luigi Baccialli dalle 21 in poi con tutti gli approfondimenti sul voto in Veneto. Ricordiamo, a Bassano ha vinto Nicola Finco. Domani mattina dalle 9:45 in diretta per raccontare l'insediamento, la proclamazione del nuovo sindaco. Noi ringraziamo Fabio Berin, Edoardo Alberti, Federico Cibotto in regia, Monica Smidele, Vanessa Banzato, Mirko Cavallin, Renzo Rigon, Tommaso Migotte, Alberto Pivetta in esterni con tutte le interviste e gli approfondimenti. Abbiamo raccolto un gran numero di voci in questa maratona che avete potuto seguire oggi qui su Rete Veneta, in onda dalle 13:30. Abbiamo ricevuto a nostra volta il testimone dal Focus TG del direttore Luigi Baccialli, Alex Giuliano per il coordinamento qui dalla redazione. Un grazie ovviamente a tutti gli ospiti che sono stati con noi per raccontare questo ballottaggio, questa corsa al nuovo sindaco di Bassano che vi racconteremo come sempre da domani nei nostri telegiornali. Buona serata.